Benvenuti, oggi è domenica 11 gennaio 2026. Il sole sorge alle 7.37 e tramonta alle 16.59, la luna si leva a mezzanotte e 43 e cala alle 15.45. Oggi si celebra Sant'Igino Papa. Il nome Igino ha origini greche e significa prospero, sano. Oggi, 11 gennaio, si celebra la Giornata Mondiale del Grazie. Si tratta di un'occasione per ricordarci di coltivare il valore della gratitudine e di esprimerla anche al di fuori delle giornate speciali. Ringraziare infatti influisce sull'umore. Il grazie dona gioia a chi lo pronuncia e a chi lo riceve. Una giornata per far sì che anche i bambini crescano in maniera riconoscente, lontani dall'arroganza e dalla prepotenza. Auguri a Mary Jane Blige, cantante e produttrice nata a New York 55 anni fa. Oltre ad aver vinto per 9 volte i Grammy Awards, è stata nominata 2 volte ai premi Oscar come miglior attrice per la miglior canzone per il film Mudbound. Oltre ad essere una star della musica, ha dimostrato il suo talento anche nel cinema e nella televisione. Ha recitato in film come in Rock of Ages, in serie come The Umbrella Academy e nel 2022 ha ricevuto il premio Icona ai Billboard Music Awards per il suo contributo alla cultura pop. Auguri anche all'attore comico Massimo Lopez, che festeggia 74 anni. Diventato famoso grazie al trio formato con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, dopo la fine di questa esperienza nel 1994 ha recitato diverse fiction e partecipato a vari programmi televisivi. Alla memoria di Anna Marchesini dedica tournée con Tullio Solenghi, con lo spettacolo Dove eravamo rimasti. E infine auguri a Matteo Renzi, che compie 51 anni. Politico italiano, fondatore di Italia Viva, è stato Presidente del Consiglio e durante il suo mandato ha promosso riforme istituzionali, economiche, sociali e culturali, tra cui il Jobs Act, il bonus 80 euro e il bonus cultura. Nel 2023 è diventato il direttore del giornale Il Riformista, dichiarando di voler continuare il suo impegno politico. Ha anche pubblicato diversi libri. A 11 anni il paziente diabetico Leonard Thompson fu protagonista di un nuovo corso della medicina. Infatti l'11 gennaio del 1922 viene testata per la prima volta su di lui l'insulina. I due ricercatori canadesi, Banting e Best, vinsero il Nobel per la medicina nel 1923. Secondo le stime, in Italia soffrono di diabete oltre 3 milioni di persone. Le sfere di neve sono un'invenzione di un artigiano viennese. Erwin Perzi aprì nel 1900 la prima fabbrica di sfere di vetro con effetto neve. In realtà avrebbe voluto creare una lampada, ma i trucioli di metallo che volteggiavano nell'acqua gli ricordarono la neve. Buona domenica ai 12. Oggi la giornata presenta ancora una luna decisamente molto polemica, ma che in serata si seda entrando nei gradi dello Scorpione. Un po' di caos questo weekend. Vediamo per quali segni zodiacali. Ariete, per voi decisamente se deciderete di passare la giornata in famiglia, inventatemi una scusa, fate qualcosa e soprattutto riposate a casa, è meglio. Toro, per voi oggi è una giornata che sembra scorrere liscia, ma di sera probabilmente dovrete un po' confrontarvi con il partner, anche solo per scambiare delle idee su come è andato questo weekend. Gemelli, per voi la mattinata sembra abbastanza complessa, dovrete soddisfare un po' varie esigenze, in serata invece un pochino più soft. Cancro, per voi oggi è una giornata ancora un po' complicata, la luna proprio non va lasciata in pace questo weekend. E la vostra idea, quadrando con Giove e tutti i pianeti in Capricorno, batte i piedi in amore perché c'è qualcosa da risolvere. In serata decisamente una risposta positiva che vi allieta e vi addolcisce, calmatevi. Leone, oggi una giornata pienamente dedicata alla famiglia, chi magari dei piccoli ha bisogno di voi. Oggi però sarà una serata abbastanza provocante e hot, quindi compenserete bene, cari Leone. Vergine, per voi oggi la giornata è piacevolmente complessa, parla infatti di una serie di eventi che riempiono l'agenda già dal vostro lunedì, già sognate la prossima settimana e siete comunque soddisfatti e felici di come state vivendo in questo momento della vostra vita. Bilancia,
protagonisti della giornata, ma sempre con una luna alquanto problematica. Probabilmente non volete accettare alcuni punti di vista che anche le persone che vi vogliono bene vi pongono. Cercate quindi di essere un pochino più accoglienti e di gestire un po' meglio le situazioni. Non abbiate fretta che inizi la prossima settimana. Scorpione, per voi invece fremete già dalla serata, proprio perché avrete comunque uno slancio positivo e passionale che vi permetterà di passare una domenica sera veramente speciale. Sagittario, per voi oggi la giornata è importante proprio perché finalmente vivrete la fine di tutta quella situazione di disagio che vi aveva messo a dura prova questa settimana. Qualcuno vi darà ragione e partirete un pochino più positivi per la prossima settimana. Capricorno, la luna proprio sarà insopportabile in mattinata, mentre invece in serata si trasforma in una meravigliosa giornata da idillio d'amore. Acquario, la luna ha fatto le sue critiche, giustamente. Voi avete sicuramente osservato bene. La prossima settimana incamererete tutto questo proprio per progettare qualcosa di nuovo. E già questa domenica vi frulleranno in mente alcune nuove idee. Passioni inaspettate in serata. Pesci, per voi la giornata è una giornata un pochino caotica e distante, ma la serata si trasforma in una romanticheria a due di cui avevate veramente bisogno. L'11 gennaio del 1693 un fortissimo sisma sconvolse la Sicilia orientale tra Catania e Siracusa. Passato alla storia come terremoto della Val di Noto, la scossa di magnitudo 7.4 distrusse più di 45 centri abitati, causando 60.000 vittime. È considerato il terremoto più forte tra quelli avvenuti negli ultimi 1000 anni in Italia. L'espressione fare la cresta sulla spesa significa approfittare di una situazione per ottenere un vantaggio illecito, spesso rubando o truffando a spese di qualcun altro. L'origine risale ai tempi dei contadini che raccoglievano l'uva per i padroni. I più astuti tenevano per sé l'uva migliore, dando al padrone quella acerba destinata a fare l'agreste, un condimento acido. Questa pratica era nota come fare l'agresto, da cui, per assonanza, deriva il modo di dire moderno fare la cresta. Il matto di oggi è un personaggio letterario che ha attraversato tutte le epoche e tutti i generi, il Don Giovanni. Spadaccino avventuroso, seduttore seriale, sempre desideroso di nuove avventure, il nostro eroe non ha scampo, il suo destino è segnato in ogni versione. Arriva fino al Novecento grazie ai romanzi di Vitalino Brancati, Don Giovanni in Sicilia. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'odio è di gran lunga il più duraturo dei piaceri. Gli uomini amano in fretta, ma odiano con calma. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Almanacco, speriamo di avervi fatto compagnia e di avervi divertito anche oggi. Ci ritroviamo domani, sempre alla stessa ora. Buona domenica e buona giornata dalla vostra Jaire.